Si è svolta ieri la prima edizione del premio Custode dell'Ambiente al Teatro Pirandello, consegnati riconoscimenti alle realtà siciliane impegnate nella protezione dell'ambiente. L'evento è stato voluto dall'assessore all'ambiente l'agrigentina onorevole Giusy Savarino in collaborazione con ARPA Sicilia. Il premio è nato con l'obiettivo di valorizzare l'impegno di chi opera per la qualità del territorio, coinvolgendo attivamente gli ordini professionali nella definizione dei contenuti della giornata. Dopo i saluti del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Giusy Savarino ha richiamato l'importanza di consolidare una visione ambientale capace di unire rigore, prevenzione e partecipazione. Nel corso dei lavori sono state illustrate le misure predisposte dalla Regione per la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano, con contributi fino a 50.000 euro destinati alla riqualificazione di parchi, orti urbani e aree pubbliche nei comuni, insieme agli interventi dedicati al potenziamento delle riserve naturali e dei parchi siciliani. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto il premio Custode dell'Ambiente, intervenendo in collegamento, richiamando il valore delle scelte già avviate dalla Regione. Numerosi riconoscimenti di custodia dell'ambiente consegnati dalla Deputazione Nazionale nel corso della serata, mirati alla valorizzazione e all'impegno delle imprese e delle realtà siciliane che hanno investito nella tutela e nella valorizzazione del territorio. La parte conclusiva è stata affidata al Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, che ha anche illustrato le principali azioni portate avanti dal governo regionale in tema di tutela di salute ambientale, che ha anche ricevuto dall'assessore Savarino il titolo di ambasciatore dell'ambiente. Sì, un segnale importante, ringrazio l'assessore Savarino per questa iniziativa, che dà il senso di una regione che cresce, ma non soltanto finanziariamente, ma cresce sotto il profilo imprenditoriale, che coniuga l'esigenza di crescita finanziaria con quella di maggiore tutela all'ambiente. Coniugare dei valori dell'interesse e del profitto, ma anche un ambiente da salvaguardare per noi e per i nostri figli. Io credo che la Sicilia stia vivendo un momento effettivamente molto importante di crescita sociale ma anche morale. Allora, molto, perché la regione siciliana, come in pochi sanno o pochi vogliono ricordare, è stata la prima regione d'Italia a istituire una riserva, quindi a tutelare le proprie bellezze naturali. Il resto d'Italia è arrivato 9 anni dopo. E considerate che quelli erano gli anni '80, gli anni in cui altri siciliani meno nobili di notte abbattevano le ville Liberty per costruire palazzoni anonimi. Ecco, in Sicilia ci sono anime nobili e sensibilità ambientali che hanno sempre lottato per la bellezza del territorio siciliano e vanno valorizzate. Oggi queste persone sono cavalieri del lavoro, sono cavalieri della Repubblica, sono aziende solidissime che hanno improntato il loro bilancio sulla sostenibilità ambientale, sono nuove start-up, sono enti locali innovativi, sono associazioni, sono persone, sono siciliani che vogliono farsi avanti e creare crescita e creare sviluppo con un'attenzione all'ambiente, all'habitat naturale, alla sostenibilità. Ecco, noi vogliamo accendere un faro su tutte queste realtà. E perché? Perché diventino contaminanti, perché facciano da esempio e perché ricordino a tutti i siciliani che noi sappiamo anche essere bravi in questo. Ecco, diciamolo, sottolineiamolo, valorizziamolo. Innovazione ma anche problemi come l'erosione costiera che ancora incide su San Leone. Incide su San Leone, ma proprio su San Leone finalmente abbiamo trovato la risposta. Io sono assessore da un anno, sono arrivata e non c'era l'erosione costiera a San Leone alle dune e non c'era un progetto, non c'era la possibilità di intercedere e di intercettare un finanziamento. Oggi abbiamo 3 diversi progetti, entrambi caricati su Rendis. Abbiamo individuato le risorse e ringrazio il governo Meloni perché io ho proposto 23 interventi, tra questi ci sono San Leone, c'è anche Licata, e sono stati finanziati dal MASE tutti e 23. E questo è un risultato importante. Ringrazio il Presidente Schifani perché avevo trovato soltanto 12 milioni di FSC di FERS sull'erosione costiera, ho chiesto di aumentarli e sono già 58 milioni. Significa dare risposta ai territori, però dico ai sindaci,
attrezzatevi con progetti caricati su Rendis, perché noi non possiamo risolvere i problemi se non ci attrezziamo perché queste risposte trovino un concreto riscontro da parte della Regione siciliana. Io posso battagliare quanto voglio a Roma, a Bruxelles, con il Presidente Schifani per avere più risorse, ma se poi noi non ci attrezziamo di progetti non abbiamo fatto nulla. Su Punta Bianca invece? Punta Bianca abbiamo già finito tutto l'iter, stiamo per pubblicare il bando per assegnare questa nuova riserva dopo 20 anni